Grazie. E grazie soprattutto alla Fondazione Sardinia che dà questa opportunità per sottolineare due aspetti. Il primo, l'Assemblea Costituente è lontana, lontanissima dalla gente. Ed oggi la dimostrazione è che troppa poca gente, troppi pochi cittadini sono vicini a questo tema anche in questo momento. E vi è dall'altra la consapevolezza che una parte della classe dirigente regionale ripone sull'Assemblea Costituente un grande interesse e una grande attenzione. E io mi domando, questa classe dirigente che è qui, di, tra virgolette, addetti ai lavori, avrà la capacità di coinvolgere quelli che sono là fuori, che stanno là fuori, che hanno percepito l'Assemblea Costituente nell'ambito di quelle grandi discussioni che in Sardegna da decenni si fanno sulla necessità di riforme. Io credo che lo strumento dell'Assemblea Costituente, così come proposto dal Consiglio regionale, voglia servire proprio a questo. Voglia servire a rompere l'isolamento della classe politica regionale dalla società civile. La classe politica in questi anni non ha percepito che vi era un divario sempre più forte dal contesto fondamentale di qualsiasi società, cioè la distanza tra la classe dirigente e i cittadini. E devo dire che, consentitemelo, questa responsabilità non è solo in capo alla classe politica. Io credo e sono convinto che la cultura debba essere sempre il faro che precede la politica. E anche in Sardegna su questo tema siamo risultati carenti, se non assenti, cioè la capacità di elaborare contenuti, forme di autonomismo moderno hanno fatto sì che anche la classe politica non avesse un punto di riferimento importante. Io sono convinto che non ci può essere nessuna riforma senza il consenso dell'opinione pubblica. E dall'altra non ci può essere l'attrazione, l'interesse della società se queste riforme non hanno una sostanza, una concretezza che il cittadino qualunque può toccare con mano. E io credo che sia questo il motivo della Costituente. Il motivo pregnante della Costituente è quello di tentare di tenere accesa una fiammella di collegamento, di speranza tra la società civile e la cosiddetta élite, la classe politica, culturale, dirigente della nostra regione. Per fare che cosa? Per evitare innanzitutto l'appiattimento. Noi rischiamo un processo di appiattimento che mi porta a riflettere, nella conferenza dei presidenti delle regioni che in questi 30 giorni ho potuto ascoltare più volte, se sia preferibile avere uno statuto autonomo o un statuto come regione ordinaria. Mi pongo questo dubbio perché mi rendo conto che i colleghi delle altre regioni godono di maggiori poteri interni ma anche esterni. E allora credo che evitare l'appiattimento ed evitare il silenzio su un tema così rilevante serva per dare una scossa innanzitutto alla classe politica. Vedete, il dibattito in Consiglio regionale non è stato sul fondamento, sulla sostanza del futuro statuto. Il dibattito è stato: il Consiglio regionale sarà esautorato,
Ci sarà qualcuno che deciderà per conto e per nome del Consiglio regionale quello che ci dovrà essere scritto nello statuto? Saremo tagliati fuori? Magari decideranno che non saranno più consiglieri regionali eletti sull'ambito provinciale, regionale, magari si deciderà che devono essere sindaci. Perché non lo dobbiamo decidere noi? Perché non dobbiamo fare quella rete di protezionismo della classe dirigente? Io credo che il Consiglio regionale abbia avuto coraggio nell'approvare, seppur con margini anche di non totale convincimento, la strada della Costituente, perché costituisce davvero un deterrente che può aiutare a noi tutti a essere propositivi. Nella proposta di legge che noi abbiamo inviato al Parlamento vi è una parola che è significativa. Lungo il percorso della Costituente il Consiglio regionale può proporre una proposta di riforma dello Statuto. E allora è questa la concorrenza che dobbiamo attivare tra la società civile che parteciperà all'Assemblea Costituente e l'organo eletto deputato per quel tipo di riforma. Questo non deve essere un conflitto, ma deve essere una concorrenza positiva per costruire questo percorso. Ma per fare che cosa? Io leggevo in questi ultimi giorni, proprio pensando a questo nostro incontro, un intervento di Bustiano De Sanai in Consiglio regionale, il quale diceva: siamo da 30 anni, da appena è stato approvato lo Statuto autonomo della Sardegna, che sostanzialmente discutiamo su come modificarlo. E Bustiano De Sanai concludeva il suo intervento in Consiglio regionale dicendo: ma per fare che cosa dobbiamo modificarlo? Per raggiungere quale obiettivo? Per riempirlo di quali contenuti? Ecco, noi abbiamo oggi una straordinaria necessità e esigenza di dirci una volta per tutte cosa vogliamo raggiungere con le nuove riforme e soprattutto quali sono i contenuti di queste riforme. Guardate, io credo che in Sardegna il tema delle riforme, proprio perché se ne parla da troppi anni, da decenni, siano diventate un po' come il concetto dei parchi, calati dall'alto, imposti e incapaci di essere compresi nelle ricadute della gente. Quando invece le aree dei parchi possono essere aziende che producono, che fanno vivere i cittadini, che creano lavoro, creano occupazione, danno pane e benessere. Noi abbiamo imposto una logica delle riforme, così come quella dei parchi, calata dall'alto. Abbiamo il compito di ribaltare e di dire che noi puntiamo agli effetti e per raggiungere gli effetti occorre fare le riforme. Il prodotto sostanzialmente non cambia, ma cambia il rapporto con i cittadini. E cioè se noi diciamo ai cittadini che facendo le riforme otteniamo più lavoro e più pane, forse possiamo essere meglio compresi da chi oggi non ci comprende e ci vede lontani. Perché guardate, sostanzialmente le riforme devono puntare a questo, devono puntare a costruire una regione che abbia nella sua autonomia, nella sua capacità propositiva e elaborativa, la capacità di creare quello che la società sarda ci chiede, e ci chiede lavoro e sviluppo. E allora è evidente che noi dobbiamo guardare a questo facendo una profonda autocritica. Io credo, leggendo e rileggendo lo Statuto autonomo della Sardegna, che quello sia uno statuto profondamente inattuato. Molte delle potenzialità che nello statuto erano peculiari sono rimaste totalmente inutilizzate e inattuate. Il piano di rinascita, ne cito semplicemente uno. L'articolo 13 dello statuto prevedeva che si potesse, anzi si dovesse, elaborare un piano di rinascita che consentisse di limitare, anzi di avvicinare il divario tra la nostra regione e il contesto nazionale. Ebbene, il piano di rinascita è diventato sistematicamente uno stanziamento annuale
senza strategia, senza nessuna contrattazione con lo Stato, ed oggi da diversi anni siamo senza una copertura che consenta di attuare quel punto fondamentale che era il piano di rinascita della nostra regione. Non abbiamo attuato la politica delle entrate, che aveva, ed è l'unico grimaldello che avevamo, poteva essere modificata con legge ordinaria. Non vi è stata una sola modifica. Anzi, nel capitolo dell'IVA la contrattazione era legata anche a una pattuizione tra il governo e la regione. Siamo ancora fermi a 3 decimi, forse 4 decimi della contribuzione rispetto alle entrate sarde. Era previsto l'istituzione dei punti franchi. Ne abbiamo fatto uno, ancora ibrido, e non siamo riusciti ad avanzare all'Unione Europea, trovando appunto in quel grimaldello costituzionalmente riconosciuto la possibilità di estendere quel punto franco a tutta la Sardegna. E soprattutto, noi avevamo la potestà organizzativa della nostra regione, cioè avevamo al nostro interno la capacità di organizzare l'efficienza, l'efficacia della nostra pubblica amministrazione. Abbiamo fatto davvero di tutto perché questa efficienza non fosse tale. Io cito soltanto un dato: in Lombardia la pubblica amministrazione incide rispetto al prodotto interno lordo per il 15% e il prodotto lordo interno cresce. In Sardegna incide per il 45% e il prodotto interno lordo decresce. Vuol dire che noi con la nostra burocrazia elefantiaca non solo non abbiamo creato efficienza, ma anzi abbiamo creato un limite alla nostra autonomia. Questo è quello che potevamo fare. Se ponessimo in moto già questi strumenti, noi credo raggiungeremo un obiettivo che da qui alla conquista della Costituente sarebbe davvero già molto. E allora che cos'è che dobbiamo conquistare? Dobbiamo conquistare quello che nello Statuto in questi anni, in questi decenni, non si era maturato nella coscienza di ognuno di noi, e cioè una peculiarità internazionale della nostra isola. Noi siamo posizionati e abbiamo un ruolo che oggi nel Mediterraneo non può essere disconosciuto. Non può essere disconosciuto per i rapporti che dobbiamo avere per alcune partite fondamentali con i paesi che si affacciano sull'altro fronte del Mediterraneo, i paesi del Maghreb innanzitutto, e abbiamo la necessità di raggiungere con lo Stato italiano la capacità di compartecipare sullo stesso piano a partite che riguardano la gestione di alcuni settori, vedi l'energia, vedi il rapporto fiscale nel Mediterraneo, alla pari dello Stato italiano insieme all'Unione Europea. Abbiamo necessità di introdurre un aspetto che oggi diventa fondamentale e dico di più esclusivo per quanto riguarda la nostra terra, che è quello dell'insularità. Le condizioni insulari sono quelle che ci consentono di vantare oggi, rispetto a tutte le altre regioni a statuto speciale, Sicilia compresa, un gradino superiore a tutti gli altri di capacità e di potenzialità che deve essere espressa proprio attraverso l'insularità. Per raggiungere, e aggiungo un ulteriore contenuto, il coinvolgimento delle autonomie locali, che non deve essere un pleonastico argomento che fa piacere magari ai sindaci perché li coinvolgiamo nell'Assemblea Costituente, ma deve essere un modello che ci consente di allontanare un localismo spicciolo per tradursi in governo integrato. Un governo integrato che sappia da una parte mettere insieme le esigenze delle autonomie locali, non trasformandole in localismi spiccioli, per integrarle davvero con un progetto globale della nostra regione. Mi domando, nel futuro statuto regionale i privati avranno un ruolo? Perché in Europa i privati hanno un ruolo nello sviluppo dell'economia e nel nostro statuto i privati sono totalmente esclusi, i capitali privati. Concorrono o non concorrono? In che termini devono concorrere e con quale approccio devono partecipare allo sviluppo della nostra regione? E i tributi? Chi li deve riscuotere? L'articolo 9 dello Statuto recita che la Regione può affidare
agli organi dello Stato l'accertamento e la riscossione dei propri tributi. E io mi domando, ma perché lo Stato non può affidare la riscossione dei suoi tributi in Sardegna alla Regione Autonoma della Sardegna, che può sì in quel caso avere un interesse ad aumentare la base imponibile e quindi creare le capacità proprie di entrata regionale e statale contemporaneamente. Concludo. Io credo che noi dobbiamo arrivare a definire anche un altro aspetto di fondo. Il nostro statuto deve rimanere pattizio, sì o no, con lo Stato? Noi dobbiamo ancora arrivare a concertare con lo Stato il nostro statuto, e io dico che possiamo arrivare a stabilire un rapporto pattizio se questo è positivo per noi, e cioè se lo Stato riconosce quelle peculiarità che prima dicevo, o altrimenti forse è meglio riflettere anche su questo. Io credo che il valore costituzionale del nostro statuto sia un valore importantissimo, che debba essere anche difeso se lo Stato pattizio, il rapporto pattizio viene sostanzialmente elevato e non diventa invece un grande limite come è stato in questi anni. Ecco, io credo che l'Assemblea Costituente possa avere l'energia ideale per rimettere in moto in Sardegna il rapporto tra la classe dirigente e la società civile, perché attraverso questo possiamo costruire una nuova Sardegna e una nuova regione.